Buonasera e bentornati ad iReporter Sera, studio gremito, questa sera puntata molto sentita e importante. Vorremmo fosse una puntata di dialogo e di confronto, costruttivo, anche scientifico e anche, diciamo, eccolo qua. Già abbiamo svelato il nostro pubblico e i nostri ospiti. Dicevamo un dialogo anche scientifico. Il tema vuole essere l'omosessualità, ma non solo, l'eterosessualità e i diritti di queste persone e delle famiglie. Abbiamo visto un voto in Irlanda, le indicazioni del Parlamento europeo sono molto chiare, lo stesso Papa Francesco è uscito con delle dichiarazioni importanti. Allora, questa sera vogliamo parlarne ad iReporter Sera, ma vediamo quali sono i nostri ospiti. Con noi questa sera Don Albino. Buonasera Don Albino. Sera. Come sta innanzitutto? Lei viene da un periodo di digiuno. Bene di salute, per Bene il resto di ce n'è salute. per tutti. Benvenuto e grazie di essere intervenuto. Buonasera. Grazie. Professor Ermanno Casa, il nostro direttore responsabile, buonasera. Con noi Alberto Peratoner, docente Facoltà Teologica del Triveneto, buonasera professore. Luca Di Tolve, presidente del gruppo LOT Regina della Pace, buonasera Luca, benvenuto anche a lei. Alla mia sinistra Vincenzo Romania, sociologo dell'Università di Padova. Buonasera professore. Andrea Camperio Ciani, docente di psicologia dell'Università di Padova. Buonasera professore e ricercatore. Franca Chiarello, presidente Arcilesbica Padova, buonasera. Buonasera. E buonasera anche a Mattia Galdiolo, presidente Arcigay Padova. Buonasera. Alla mia destra abbiamo Marianna Orlandi, Provita Onlus, buonasera e benvenuta. Claudio Corradi, Giuristi per la Vita, buonasera e benvenuto. Abbiamo Alex Cremonesi, portavoce Verona Pride 2015, buonasera, benvenuto anche a lei. E Alessandro Pinarello, responsabile gruppo giovani Arcigay di Padova. Buonasera. Buonasera. Tra il pubblico alla mia sinistra, raccontatemi chi siete, chi ha il microfono in questo momento. Vedo anche molti bimbi, molte famiglie. Chi è il primo coraggiosissimo che si presenta? Eccoci qua, prego. Beh, qui siamo 2 o 3 famiglie numerose di Padova Bene. e abbiamo diversi figli e quindi siamo interessati all'argomento. Perché interessati a questo argomento? Vi siete mobilitati, sono le 9 di sera, per cui è un orario dove magari uno sta a casa, invece siete qui per parlarne. Perché riguarda i nostri figli e quindi quello che riguarda i nostri figli interessa a noi soprattutto. Bene, da quest'altra parte invece chi abbiamo? Il microfono lo requisisco un attimo, chi si racconta, diversi gruppi probabilmente, prego. Sì, buonasera, io sono Fabrizio e sono uno dei fondatori dell'associazione MAIMA, che è un gruppo di eterosessuali e omosessuali che appunto entra nelle scuole per cercare di combattere contro l'omofobia. E dunque siamo qui appunto per rappresentare le scuole e la possibilità di... Entrare nelle scuole in che modi, nel fare che cosa? Allora, noi abbiamo contattato i rappresentanti degli studenti, abbiamo cercato giustamente di parlare anche con i presidi, discutere, creare del dialogo e siamo riusciti a capire che soprattutto i giovani sono molto avanti su questi discorsi e forse si fanno anche meno problemi di quello che in realtà se ne parla. E è molto importante, pensiamo, quello che stiamo facendo perché abbiamo un riscontro molto positivo, perché l'omofobia è molto strisciante, diciamo, e va assolutamente combattuta. Bene, grazie. Il microfono sapete che potete prenderlo, mi fate un cenno e voi potete intervenire, bambini compresi, che dovrebbero essere a nanna a quest'ora, invece sono qui per capire. Speriamo di parlare in maniera chiara e accessibile a tutti. I genitori hanno scelto di portarli qui con noi. Allora, Don Albino, partiamo con lei. Un tema importante che chiede un dialogo, un confronto sereno, aperto. Si parla di una famiglia che evolve e che cambia e che chiede nuove normative. Lei che con la gente vive ogni giorno, di tutte le etnie, di tutte le differenze etniche, se si può dire, può farci un po' il quadro della situazione a suo avviso? Vorrei partire dai cambiamenti che io nella mia vita ho fatto rispetto sia alla concezione di famiglia, sia rispetto alla sessualità, alla omosessualità. Io devo dire che sono vecchio, quindi sono debitore di una concezione standard fissa di famiglia, sono debitore anche di un dileggio e di una ostilità diretta all'omosessualità fatta in pubblico o comunque conosciuta o conclamata.
E invece mi ritrovo adesso con una situazione nettamente diversa e con un atteggiamento anche mio personale, sia da un punto di vista religioso. Non esiste una dottrina, esiste l'incontro, esiste la relazione. Il Gesù che io conosco non parte mai dalle affermazioni di principio, parte sempre dall'incontro e nell'incontro tenta di esprimere la novità che il Signore vuol bene a tutte le sue creature, tutte, e quindi è una novità, credo sia molto importante dal punto di vista teologico questo. Per quanto riguarda i dati, io penso che siamo dentro, mi fa molto piacere questo discorso del dialogo, perché se non partiamo nel riconoscimento, ognuno personale, delle sue difficoltà, dei suoi turbamenti, del suo percorso e cammino che ha fatto nella vita riguardo a queste cose, perché i principi possono essere chiarissimi, ma poi quando andiamo a verificarci insieme con gli altri e abbiamo il coraggio di essere sinceri e trasparenti, beh, allora credo che nessuno sia un dottore per gli altri, un insegnante. Ognuno di noi esprime tutti i suoi riuscite e non riuscite, i suoi turbamenti, le sue pulsioni, i desideri nascosti e quelli espressi. Ognuno di noi ha una storia e questa storia credo sia l'elemento principale da cui partire, perché ognuno è cambiato in questi anni. Io ricordo che Freud è stato visto come il fumo negli occhi dalla Chiesa nel primo momento, un po' come Marx, la stessa cosa. No, ma lo dico non per... però adesso tutti riconosciamo che ci sono state delle grandi svolte storiche e non ci ritroviamo più nella stessa storia. Vorrei fare un accenno, ho visto la lettera scritta dai 4 più i 138 giovani di Padova dai 18 ai 35 anni. L'ho trovata fatta da persone mature, neanche i preti sono capaci di fare una lettera del genere, da persone mature, attente, dialogiche e specialmente capaci di mettersi in gioco insieme con gli altri. Io credo che se questa sarà la strada non arriveremo allo shock. Per la Chiesa irlandese è stato uno shock positivo, nel senso che l'arcivescovo di Dublino ha detto qua dovremmo pure ascoltare i giovani, e il grande successo del referendum dell'Irlanda è tutto in mano ai giovani. Io credo che ogni persona, non parlo né a nome della Chiesa, né a nome delle organizzazioni, no, dico soltanto delle opinioni personali, certo, mettendomi in gioco come tutti gli altri ma senza nessuna pretesa. Qui vediamo qualche immagine. È stato uno shock anche per l'Italia in questo senso, ce lo si aspettava? Ma la sì, Chiesa... ci sono state le reazioni diverse, però quello che mi importa è che questi giovani a 23 anni, a 30 anni, riescono a parlare da persone che possono andare in conclave a parlare a nome dei vescovi, come i vescovi. Li ho trovati di una maturità, di una positività e di un senso aperto, disposti, lasciando la libertà e che ognuno possa scegliere. E credo che con i nostri sbagli, alla fine, su questo campo, ognuno di noi ha scelto.